Cosa dice di ieri sera? Ieri sera è andata male secondo me. Poteva forse giocare un po' meglio perché da quello che ho letto un po' sui giornali non è stata veramente una partita giocata bene. Adesso è in salita la strada a Palermo. Adesso è in salita, adesso ormai secondo me resta in C perché a Palermo vince Palermo. Ieri bisognava vincere, insomma, questo è poco ma sicuro. Come minimo 2-0. Padova ha giocato bene, però purtroppo è stato sfortunato. Bisognava vincere per essere un po' più ottimisti. Sì, anche perché Palermo Una squadra solida. è forte, anche perché in casa hanno il pubblico che... Però il pubblico c'era anche ieri a Lo Padova. so, ma loro là sono 35.000, non sono pochi. Nel calcio tutto può succedere, però purtroppo la vedo dura. Come dovrebbero giocare secondo lei a Palermo? Dovrebbero giocare in attacco, nel senso che ormai non hanno niente da perdere, quindi devono per forza attaccare. Speriamo che quest'anno insomma, riusciamo ad andare, perché insomma se lo merita, perché anche l'anno scorso è stato proprio sfortunato. Non mi interessa. Non è appassionato di calcio. Niente, zero. Se il Padova andasse in Serie B, Contento per il Padova, però gli faccio tanti auguri, ecco. Però non sono appassionato di calcio. e come andrà a finire secondo lei? Non ne ho la più pallida idea. Bisognava vincere ieri per andare a La Palermo. più pallida idea, guarda. Non segue. No. E se andasse in Serie B sarebbe contento? Non saprei cosa dirle, se non si Serie B. Grazie. Posso chiedere di che sport è appassionato? Di quelli che si fanno. Cioè? Ma Che si praticano. praticano. Ok. Dispiaciuto? Certo, e tanto anche, è naturale. Come ha giocato? Poteva vincere secondo lei? Sì, ma paghiamo la penuria di gol. La penuria? Di gol. Il Padova è una bella squadra, però ci vuole un attaccante che sfondi. Bisognerà perlomeno pareggiare. È tifosa anche lei? Signora? No, No, signora, ma senza- la guardo col marito, guardo le partite. Che stagione è stata secondo lei? Alti e bassi, alti e bassi. Sono rimasto male quando il Palermo ha segnato, avevo sperato fino alla fine e quindi insomma adesso speriamo bene, dai, insomma Palermo farà la differenza. È in salita la partita? Non so cosa dire, da padovano sì, sicuramente. Spero. Bisognava almeno pareggiare. Assolutamente sì. Il Padova, oltre che una grande squadra, attualmente c'ha anche un grandissimo cuore e una tifoseria che secondo me è imparagonabile. Speriamo bene, forza Padova.